la cava, vediamo un po', potrebbe esserci una fortuna lì sotto, ovviamente una piccola parte di popolazione ovviamente influenzata dalla nostra zona, però ovviamente per rendere i nostri cittadini felici del luogo dove si ritrovano potremmo collegare anche qualche altro parco. Perfetto, la maggior parte della popolazione è distante dalla regione industriale, quindi adesso vediamo innanzitutto di continuare la nostra realizzazione della cittadina. Allora, siamo a 5.000 abitanti, possiamo migliorare il municipio, vi ricordo che il nostro municipio migliorato permetterà di aggiungere particolari migliorie alla stessa città e soprattutto alla stessa regione. Ok, vediamo un po' che cosa sta accadendo, diamo un'occhiata. Ole, municipio migliorato, abbiamo la possibilità di aggiungere tutti i particolari dipartimenti che vi ho illustrato nei video precedenti, adesso vedremo un po' di decidere quale sfruttare. Innanzitutto la nostra zona, la nostra zona industriale deve essere sfruttata al massimo, potete vedere che sta aumentando notevolmente la richiesta di innumerevoli industrie, molto bene, vediamo un po', perfetto, vediamo di collegare un'altra nuova strada, ok, addirittura ci stanno segnalando qualcosa nel municipio, adesso vedremo più da vicino. Ok, nuove zone industriali, nuovi lavori per la nostra popolazione proprio in questa ultima fase di mappa, perfetto. Allora, vediamo un po', la domanda residenziale è abbastanza alta, vedete un po', adesso si nota abbastanza poco, però per quanto riguarda la domanda residenziale in verde molto scuro, il verde molto scuro ovviamente presenta una richiesta aderente alla città stessa, in questo caso Barbary Coast. Invece se possiamo notare un verde un pochino più chiaro, esso rappresenterà la presenza, o quindi la richiesta di cittadini che vogliono venire, la richiesta di cittadini che intendono venire all'interno della regione, non aderente alla città stessa. Vediamo cosa dice il nostro piccolo municipio. Allora, ehi sindaco Eddie, con un dipartimento delle finanze potremmo tassare ogni livello di reddito in maniera diversa, so che ami avere il controllo, più soldi, più problemi. Il dipartimento delle finanze potrebbe essere utile, però io rifiuto questa offerta proprio perché mi voglio basare sul trasporto, visto che abbiamo qui disponibile un'ottima sezione. Vediamo ancora che ci chiamano dal municipio, ovviamente il modulo è disponibile, ma per adesso lasciamo perdere. Ok, vediamo innanzitutto di collegare una nuova zona, residenziale nella parte nord, perfetto. Vediamo un po' se possiamo collegare un'altra stradina. Ok, già i primi problemi aderenti alla sezione della sanità. Vediamo soprattutto di evitare questo problema della sanità fin dall'inizio e soprattutto di posizionare questi piccoli sistemi di servizio pubblico, come per esempio la clinica, ma per esempio anche la stazione di pompieri, in delle zone che possono essere sfruttate da tutta la città. Vediamo un po' come va il livello di malattie, c'è qualche già infortunio nella nostra sezione, maledizione, ma anche qualche piccola malattia. Allora, intanto diamo un'occhiata alla nostra sezione dell'estrazione, vediamo che cosa succede. Allora, 3,5 tonnellate al giorno per 54 mesi, vedete un po' quanto è importante il carbone nella nostra città, ovvero una delle principali fonti di produzione. Allora, innanzitutto abbiamo la possibilità di collegare un magazzino commerciale che, come vi ricordo, è utile sia per l'immagazzinamento di merci da parte delle nostre industrie che da parte del nostro magazzino dalla nostra miniera di carbone. Innanzitutto dobbiamo collegare una bella clinica nella nostra cittadina. Perfetto, allora vediamo di posizionarla in un luogo abbastanza consono in modo tale da soddisfare tutti i cittadini. Perfetto, allora ovviamente come potete vedere abbiamo la possibilità di accogliere la maggior parte delle strade. Perfetto, allora vediamo adesso di collegare un'altra bella strada a bassa densità, ovviamente i cittadini stessi ci avvertiranno nel momento in cui avremo bisogno di migliorare le strade per incrementare la densità. Date un'occhiata adesso come sta incrementando il traffico proprio nella regione che conduce quindi alla nostra piccola zona industriale. Allora, nuove zone residenziali in questa nuova area, perfetto, potete vedere che le zone a media densità devono essere migliorate e quindi adesso un'altra bella sezione di parchi deve essere fondamentale per continuare la nostra espansione. Allora, vediamo un po' per quanto riguarda parco medio con vialetto, $800 a $80 l'ora potrebbe essere ideale soprattutto per far sollevare il morale a coloro che si ritrovano in questa regione un po' tormentata da questa industria. Ok, un nuovo parco in questa regione aumenterà la felicità, potete vedere che è aumentata all'interno di questi piccoli cittadini. Guardate che figo, è arrivata l'ora di abbandonare questa città desolata. Questi nuovi edifici sono belli, probabilmente il nostro amico sarà scontento per la presenza della nostra miniera di carbone. Guardate del traffico che è presente nella nostra nuova zona, mamma mia. Mi sa che dovrò andare a collegare proprio due viali a media densità per quindi far fluidificare il traffico, perché una sola zona mi sa che non funziona. Allora, vediamo un po', possiamo collegare innanzitutto nuove zone a bassa densità, perfetto, proprio vicino ai negozi, perfetto, vediamo
vediamo un po'. Allora, adesso ovviamente la domanda commerciale aumenterà drasticamente, però ovviamente abbiamo la possibilità di farlo. Perfetto, guardate un po' che figa questa bella pioggerellina, mamma mia, guardate tutta questa gran gente, proprio adesso si nota proprio la differenza tra un apparato residenziale e industriale. Ancora la domanda industriale sta crescendo, 5.000 dollari l'ora, siamo proprio nel periodo più imponente della nostra piccola cittadina. Ok, attenzione con il collocamento di industrie vicino alla centrale appunto di pompaggio d'acqua, stiamo molto attenti per non inquinare l'acqua e quindi far nascere delle eventuali pestilenze all'interno della nostra piccola cittadina. Ok, nuove industrie, questa fase lasciamola libera, probabilmente ci servirà per qualcos'altro, quindi nuove industrie nella nostra nuova sezione. Devo inventarmi qualcosa per quindi evitare tutto questo traffico. Ovviamente la prima cosa che viene in mente è il deposito per navette, ma ovviamente anche un deposito di tram potrebbe essere molto più figo, soprattutto per unire le due tipologie di città. Ho intenzione di creare una zona quindi dedicata al deposito per navette, magari da questa parte avremo la possibilità di collegarla senza particolari problemi, e così creare magari una nuova zona, come dire, viale da tram ad alta densità, in modo tale da collegare sia col tram che con gli autobus la zona, la zona industriale. 24.000 dollaroni. Allora, ancora, visto che non c'è la possibilità, non ci sono incendi, i nostri piccoli cittadini non sono piromani, non colleghiamo alcuna centrale dei pompieri, lo faremo solo quando ci sarà la necessità. Una cosa che ho imparato all'interno di SimCity, un po' destreggiandomi all'interno di Lucretown, è che tutto va fatto col suo tempo, senza ovviamente anticipare i tempi. Per adesso non c'è bisogno del nostro impianto antincendio, vedremo adesso di spendere i soldi verso un'altra, come dire, un'altra fonte che ha bisogno, come per esempio per adesso la nostra area residenziale. Perfetto, vediamo un po' come va per adesso l'area commerciale. Sta aumentando l'area commerciale a basso reddito, quindi vedremo innanzitutto adesso di collegare le ultime aree. Attenzione, troppo vicina all'incrocio, attenzione con la costruzione delle strade. Perfetto, allora questa strada la lasceremo un pochino libera, molto bene, per creare sempre una zona a media densità. Questa zona andrà a ricoprire proprio l'intero isolato. Perfetto, già molti edifici si stanno evolvendo. 5.785 dollari l'ora, stiamo andando molto bene, davvero un'espansione molto rapida. Ok, in questa nuova zona mettiamo anche qualche altro viale, soprattutto per evitare di distruggere abitazioni. Molto bene. Allora, vediamo un po' sempre questa dannata casa che si lamenta. Mi sa che sei tu, amico, che hai problemi. È arrivata l'ora di abbandonare questa città. Vediamo la trombetta. Fighissimo, sarà l'unico infelice all'interno della città. Proprio adesso lo lasciamo da solo, lo escludiamo dalla nostra città. Adesso proprio prendo questa casa e la posiziono vicino alla zona industriale. Ti faccio vedere quando è l'ora di abbandonare la città. Nuova missione commerciale, anzi aderente ai minerali. Stiamo esagerando tonnellate di carbone, sindaco, dico davvero, tonnellate. Espandiamo la nostra miniera. Sei pronto a portare il carbone a un livello superiore? Modifichiamo il tutto. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Innanzitutto un bel cartello, miniera di carbone, potrebbe essere figo. Vediamo di metterlo in un posto dove possono vederlo tutti. Coal, vediamo un po', Mining Company, fighissimo. Allora, vediamo un po', perfetto. Dobbiamo espandere la nostra miniera perché ovviamente stiamo arrivando alla capacità massima, e questo sarà proprio il momento per collocare la nostra azienda per il commercio. Ovviamente, ragazzi, tutti quelli che hanno bisogno di carbone, qui ce n'è un'infinità, ovviamente tutti quelli che andranno ad abitare la regione Millie Highland. Allora, magazzino commerciale, questa volta posizioniamolo in una zona idonea, soprattutto vicino alle industrie, in modo tale da facilitare i trasporti. Attenzione, molto vicino alla centrale dannazione, mi dimenticavo. Stiamo attenti alle centrali e ai suoi miglioramenti per evitare quindi di distruggere tutto. Vediamo di metterlo da una parte abbastanza idonea, per esempio qui, dobbiamo scegliere un posto. Perfetto. Allora, le imprese locali sollecitano l'intervento del sindaco per trasformare Barbary Costa dei Barbieri in una bella attività commerciale. Molto bene. Allora, aggiungiamo per adesso una zona per il deposito di carbone. Questo deve essere molto figo. Guardate un po', è diverso da quelli precedenti. C'è qualcuno che ci chiama però. Chi è che ci chiama? Vediamo un po'. Con questo magazzino commerciale possiamo commerciare con il mercato globale. Già sappiamo tutto, ragazzi, vi ho spiegato come funziona all'interno dei video di Lucretown, quindi abbiamo la piena consapevolezza di come funziona. Vediamo cosa succede. Il minerale grezzo è così grezzo che dovremo procurarci una fonderia. Hai ragione, amico mio. La fonderia vedremo un po' di farla più avanti, nel momento in cui andremo proprio alla
alla grande con la nostra popolazione. Tutte le persone chiedono quindi un trasporto di autobus, però innanzitutto andiamo con calma. Ecco la prima presenza, piccolo incendio. Vediamo dove si ritrova il piccolo incendio, speriamo nella casa di quello stronzetto che se ne voleva andare. Allora, vediamo dove si ritrova il piccolo incendio, eccolo qua, deve essere proprio in questa casa o no, è scoppiato un incendio, nessun problema amico mio, c'è una bella centrale di pompieri che sta arrivando. Allora, vediamo di collegarla, vediamo in una zona idonea per soddisfare tutta la città, vediamo un po'. La nostra città andrà ad espandersi, quindi qui anzi no, colleghiamola qua dentro proprio perché questa zona la voglio destinare ai servizi pubblici, molto bene, per evitare quindi di intralciare l'espansione della nostra città. Ok, perfetto, i nostri pompieri adesso arriveranno, guardate un po' il traffico com'è esagerato, la nostra centrale, il nostro deposito delle navette deve essere fondamentale. La tua città è congestionata dal traffico, costruisci un deposito per navette e alcune fermate dell'autobus. Allora, deposito per navette, sì signore, vediamo di posizionarlo molto vicino al municipio, proprio in questa zona aderente alla zona stessa. Petizione per la costruzione di fermate, perfetto, vediamo un po' di allargare la nostra visuale. Allora, vediamo di posizionare nuove fermate, molto bene, perfetto, vediamo di alimentare la nostra piccola popolazione con queste piccole fermate in modo tale da evitare gli ingorghi nelle autostrade, ma soprattutto la diffusione dell'inquinamento. Perfetto, vediamo di metterne ancora qualche altra, evitare soprattutto di spendere in maniera esagerata, perfetto. Molto bene, colleghiamo anche qualcosa nella nostra piccola autostrada per coinvolgere quindi tutti i cittadini ad andare al lavoro magari con l'autobus ed evitare di prendere la macchina. Perfetto, vediamo un po', qui può andare molto bene, può bastare. Allora, vi ricordo che esistono anche i parcheggi interscambio, e sono dei particolari parcheggi dove le persone lasciano lì in pratica le loro autovetture per dedicarsi quindi agli autobus ed evitare quindi questi problemi di traffico. Allora, vediamo un po' se i nostri camion di pompieri stanno funzionando. Eccoli qua i nostri cari pompieri. Incendio, andiamo, viene da casa Morello. Vediamo che cosa succede. Potete vedere che il traffico congestionato ovviamente crea problemi ai nostri pompieri che non possono arrivare velocemente al loro obiettivo. Vediamo un po' quello che combinano, se arrivano finalmente al loro luogo. Ah, eccoli che fanno addirittura il giro, probabilmente andranno dall'altra parte. Allora, ovviamente questi problemi devono essere risolti in maniera molto rapida. Ovviamente il nostro servizio antincendi come dire, è abbastanza lento. Quindi vediamo di collegare un altro nuovo camion dei pompieri al prezzo di $15.000 e soprattutto anche l'allarme antincendio. Sveglia quei pompieri dormiglioni dai loro sogni ovviamente di cani di dalmata che saltano le staccionate. Mamma mia che metafora. Vediamo di metterlo qua su, molto bene, soprattutto per velocizzare le possibilità di salvaguardia del nostro territorio. Perfetto, vediamo come va adesso il carbone immagazzinato. Ovviamente il nostro piccolo camion delle consegne si sta specializzando alla consegna. Ok, vedete un po' che sta aumentando lo stoccaggio sia di merci che di tutto, addirittura anche altri incendi, maledizione. Vediamo adesso se i nostri cari amici possono sbloccare questa situazione. Ovviamente gli autobus saranno partiti, ci sono 3 navette, problemi energetici. Già ci stiamo avvicendando verso un problema che deve essere risolto in anticipo per evitare il tutto. Allora, al prezzo di $17.000 abbiamo la possibilità di collegare una bella centrale a carbone, questa volta proprio nell'ultima parte della città, però che possa essere migliorata, perché ovviamente sarà la nostra centrale a carbone a fornire energia alla nostra cittadina. $17.000, vediamo di eliminare quella eolica che è stata fondamentale, grazie amica mia per averci dato la possibilità di espanderci, però dobbiamo eliminarla, fermiamo il tempo per evitare questi problemi e colleghiamo finalmente la nostra nuova centrale a carbone al prezzo di $17.000. Perfetto, una zona idonea, qui può andare molto ma molto bene. Adesso andiamo nella sezione adatta, accettiamo le consegne locali di carbone, 20 tonnellate, adesso dobbiamo avere solo la possibilità di far arrivare ovviamente il carbone. Allora, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, per adesso inquineremo abbastanza, come appunto potete ben vedere, però nel momento in cui magari qualche ragazzo che si specializzerà nella sezione dell'istruzione mi aiuterà quindi con la realizzazione del generatore a carbone pulito, mi aiuterà quindi a evitare l'inquinamento, ma non per me, perché ovviamente non sarà un problema mio. Quindi attenzione ragazzi a chi si posizionerà proprio accanto a me, a Bamberg Basing. Cercasi sindaco, state attenti ragazzi, perché tutto il mio inquinamento si sposterà dalla mia regione alla vostra, quindi state davvero molto attenti, quindi magari chiunque
decida di realizzare, come dire, la città ad impianto educativo potrà salvaguardare quindi chi si trasferirà proprio accanto a me, perché davvero sarà invaso da un'ondata di inquinamento e germi mostruosa. Mamma mia. Allora, possiamo dare innanzitutto un'occhiata dall'alto alla nostra città, si sta evolvendo proprio nella maniera adeguata. Perfetto, ho proprio deciso di scegliere e iniziare una nuova città perché proprio Lucre Town non mi stava divertendo più, ovvero mi ritrovavo, come dire, con poche persone con cui interagire, con poche persone con cui giocare. Ovviamente un gioco dedicato interamente al multiplayer deve essere giocato con qualcuno e soprattutto divertirsi anche tramite l'utilizzo della chat locale. Come potete vedere, la nostra chat in alto ci permette di parlare con tutte le persone aderenti alla città stessa e che giocano nella nostra regione, quindi molto ma molto importante anche questo fattore del multiplayer. Quindi spero, ragazzi, che arriviate in massa. Ho visto che mi sono arrivate tantissime richieste proprio da parte di voi tutti e volevo accettarle tutte. Avrei voluto giocare con tutti voi, ma ovviamente già una città, una regione con 7, come dire, con 7 città era piccola, quindi ho detto di creare una regione molto più grande, visto che Lucre Town non è che si era espansa in maniera molto elevata e soprattutto non avevo grandi capacità di divertimento, visto che era limitata da eventuali problemi territoriali. Quindi in questa maniera avremo la possibilità di divertirci in maniera davvero molto più ampia. Guardate un po', davvero sarò molto molto felice quando vedrò tutta questa zona ricoperta proprio da persone. Addirittura potremmo fare una vera e propria gara, chi riuscirà a realizzare prima il sito delle grandi opere, quindi creare dei veri e propri centri di realizzazione dell'opera, proprio perché ce ne sono davvero 4 e quindi tante persone si possono mettere in gara per realizzare una grande opera.